Il regista Claudio Uberti ha eseguito un lavoro con notevole maestria, davvero eccellente, con un cast di bravissime attrici, oltre che bellissime donne. Uberti ha saputo cogliere la cruda realtà di un campo di concentramento e la ferocia di chi aveva ritenuto di essere padrone della dignità umana, usando ogni forma di violenza inaudita. Ed ha ragione la piccola Greta, figlia di Tonino Moscat, protagonista anche lei nel film, quando dice che la pellicola serve anzitutto a far riflettere. Stiamo parlando del film Bocche Inutili del regista Claudio Uberti, prodotto dai favaresi Angelisa Castronovo e Tonino Moscat. La sala del Cinema Ciacca ad Agrigento ha visto il pienone per i 2 giorni di presentazione del film, che è già un successo in tutta Italia. Presenti alla proiezione, insieme ai produttori, anche la protagonista del film, Margot Sica-Boniai, e Lavinia Cipriani, oltre alla piccola Greta. Presenti anche il sindaco di Favara Antonio Palumpo e il suo vice Antonio Liotta, che al termine della proiezione si sono soffermati sui maltrattamenti subiti dalle donne nel film, ma anche nella realtà di ogni giorno. Ma è il campo di concentramento di Fossoli a lasciare in sala tutti sgomenti, e l'applauso alla fine è quasi un atto dovuto nei confronti di quello che è senza dubbio un capolavoro. Il sindaco Palumpo ha strappato una promessa a Tonino Moscat, quella di una serata a Favara, per rivedere il film e magari, e sarebbe una bella sorpresa, assieme al regista e alle altre protagoniste. Sarebbe sicuramente un evento da non perdere. Questo per noi è stato un ritornare a casa. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto una lunga produzione, abbiamo girato in questi giorni l'Italia in tantissime sale, però con Angelisa abbiamo deciso di fare questi 2 giorni qui, riportando a casa quelle che sono le nostre emozioni, quello che è il nostro lavoro, quello che è il nostro vissuto, quello che è quel tentativo di raccontare memoria, di riportare memoria, quel ricorda, è un ricorda non solo detto all'attrice protagonista, ma un ricorda detto a ognuno di noi, alle nostre coscienze, ai nostri figli, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati. Siamo molto felici e orgogliosi del fatto che in queste ore ci stanno chiamando tantissime sale d'Italia che rivogliono il film, tantissime festival che vogliono questo film, per cui siamo molto soddisfatti di aver creato quel ricordo. Per noi era l'obiettivo più grande. Era giusto vederlo prima, no? Perché Ester è una donna talmente incredibile. Io quando ho letto questa sceneggiatura mi sono detta: non ho mai letto qualcosa di così bello e necessario. C'erano cose che io non sapevo ci fosse stato un campo a Fossoli nel nostro paese, che era un campo di smistamento, io non lo sapevo. Non sapevo ci fosse un campo di sole donne a Ravensbrück, io queste cose non le sapevo, quindi quando ho letto questa sceneggiatura e questa donna che con un coraggio incredibile si attaccava alla vita e all'umanità e alla luce, cioè la responsabilità mi spaventava tantissimo, ma sentivo che non potevo dire di no, che era mia responsabilità dire di sì, e quindi ho fatto tantissimo studio, tantissima ricerca chiaramente, però non credo basti, no? Cioè, come dire, come si fa? E quindi l'unica cosa che potevo fare era dare tutto quello che io avevo e conoscevo della vita, e mi sono completamente, come dire, veramente regalata a lei, perché era l'unico modo che potevo affrontare questo ruolo, che era un regalo. Questo è un ruolo regalo. Io ringrazio tantissimo Claudio perché ha creduto in me, tantissimo la produzione, tantissimo le mie compagne di viaggio, come tutta la troupe che era veramente lì presente. La cosa meravigliosa, io recito da quando ho 11 anni, quindi un po' i set li conosco, ma quel set era veramente, tutti sapevano che era necessario per questo film, quindi tutti, ogni giorno a 50 gradi sotto questa baracca, tutti i giorni eravamo lì che davamo ogni singolo cellula di noi, e penso che alla fine il coraggio di questo film, che non ha grandi mezzi, no, sia proprio nell'umanità che ognuno ha messo. Grazie tantissimo per essere qui, davvero tanto.